Buonasera e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questo pomeriggio: una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata a largo della costa di Catania alle 14.06 a una profondità di 17 km. Il sisma è stato avvertito in tutta la Sicilia orientale. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha commentato l'arresto della preside dell'Istituto Giovanni Falcone dello Zen, Daniela Loverde. La notizia mi ha profondamente turbato, ha detto Lagalla. L'assessore all'economia in Sicilia Marco Falcone ha annunciato che per la prima volta negli ultimi 20 anni il bilancio della regione approvato dal Consiglio dei Ministri si regge su fondi propri. Un incidente stradale si è verificato sulla Catania-Messina nel primo pomeriggio. Il conducente di uno dei due mezzi coinvolti è rimasto ferito. Crolla il numero degli studenti siciliani. Secondo il report dell'ufficio scolastico regionale, solo nell'ultimo anno è stato registrato un calo di oltre 12.000 alunni. E tutte queste notizie le trovate nel dettaglio sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.